Cari telespettatori, eccoci insieme per un altro approfondimento con i nostri esperti. Non sono questa volta purtroppo presenti con noi in studio, però ce li abbiamo collegati da remoto per approfondire la questione che riguarda le conseguenze sul nostro equilibrio, sulla nostra stabilità psichica, emotiva, emozionale per gli anziani soprattutto. E abbiamo il professor Marco Trabucchi, direttore scientifico gruppo di ricerca geriatrica, nonché presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Grazie di essere qui con noi, accompagnato come sempre, intercambiabile, questa volta la priorità al professor Trabucchi e comunque col professor Diego De Leo, docente alla Griffith University Australia, con tante altre qualifiche e titoli vari che noi ben conosciamo, perché ormai ci conosciamo anche bene direttamente di persona. Ben arrivati qui con noi, professori. Grazie per l'invito. Allora, la vostra presenza è particolarmente significativa perché a seguito di informazioni, comunicazioni raffazzonate, non sempre chiare, anzi a volte indecifrabili, non precise, a pezzi, quindi senza darci delle certezze, dare soprattutto alle persone che sono un po' più fragili delle certezze, tuttora si permane in uno stato un po' di aleatorietà. Ecco, in conseguenza di tutto questo si sono creati dei meccanismi particolari di ansia. Già la situazione in sé per sé di questa pandemia ha provocato paura, ma il non comunicarla correttamente, non saperla gestire anche sotto certi profili e tenendo conto della psiche delle persone provoca altre tante conseguenze non buone. Allora, incominciamo stavolta col professor De Leo a inquadrare la situazione. Allora, cosa è successo? Vediamo un po' di capire. È successo che ci siamo trovati di fronte a qualche cosa di nuovo per le nostre generazioni, quelle viventi, diciamo, o perlomeno quelle inferiori ai 100 anni, quelle che non hanno visto la spagnola e non ne sono sopravvissuti, e si sono trovati a un evento in precedenza solo osservato in qualche film di genere catastrofico. E quindi abbiamo iniziato ad aver sentore che nella lontana Cina stava accadendo qualche cosa di temibile. Sono intervenuti alcuni esperti, i quali esperti all'inizio hanno tutti o negato o minimizzato il rischio comportato da questa presunta iniziale epidemia, e poi un po' alla volta, devo dire anzi abbastanza rapidamente tutto sommato, io stesso mi trovavo in compagnia di alcuni colleghi stranieri il 21 febbraio a Teolo sui Colli Euganei e sono stato avvertito che ci sarebbe stato un blocco e che quindi dovevo al più presto sloggiare con i miei colleghi inglesi, belgi, francesi e portarmi a Padova perché stava succedendo qualche cosa nella vicina Vo Euganea, che di fatto poi è stata uno degli elementi centrali della storiografia di questa epidemia, poi trasformatasi rapidamente in una pandemia. Lei alludeva a problemi di comunicazione o comunque a un'informazione spesso frammentata, snocciolata un po' alla volta, con la preoccupazione maggiore di non creare panico essenzialmente o comunque allarmismi inutili. Questo io credo abbia comportato una serie di messaggi forse minimizzanti, forse anche messaggi genuinamente ignari di come si poteva gestire questa pericolosissima manifestazione virale, e quindi hanno cercato di dare certezze laddove certezze non ci potevano essere, visto la sostanziale ignoranza di questo nuovo virus e evidentemente cercando così di guidare l'opinione pubblica verso un comportamento progressivamente sempre più accorto. Come tutti sappiamo, abbiamo assistito ad un crescendo molto drammatico di disgrazie, di accidenti, di mortalità, con una serie di
annunci, di bollettini che sembravano un po' la campana dei Monati di manzoniana memoria, no? Alle 6 del pomeriggio, con questo accompagnamento di esperti ogni volta o più volte diversi sulla scena, e quindi la gente si è un po' allenata ad un appuntamento quotidiano con l'orrore di questo virus, di questo Covid-19, che mieteva e continua a mietere ancora moltissime vite umane. Ecco, lei, dottore, professore, ha detto si è allenata, ci si è abituati a sentire questo bollettino di guerra, tra virgolette, ad avere queste situazioni di allarme totale. Esiste un abituarsi e ci sono delle differenze anche per età? Magari i più giovani si abituano più facilmente, gli anziani magari recepiscono peggio questo messaggio. Le giro questa domanda, poi voglio sentire anche cosa ne pensa per gli anziani il professor Trabucchi. Più che abituarsi, che è una parola eccessivamente accomodante a mio avviso, e quindi l'ho sbagliata, ma attendevano come una sorta di rito macabro questo bollettino delle 6 del pomeriggio, che poi non era quasi mai puntuale, e quindi questo aumentava ancora di più l'ansia, perché si alimentavano fantasie ancora più drammatiche, corrispondenti a un ritardo più o meno grande. Poteva significare che la situazione era ancora più drammatica e che si dovevano trovare le parole giuste per pronunciarla. E poi questa aspettativa per questo plateau, per questo appiattirsi della curva, che è stato veramente una cosa, ammesso che si stia consolidando questo andamento al tempo migliore, insomma, per quanto riguarda la diffusione di questa malattia. Ma comunque in molte persone, soprattutto in quelle abituate a una frequentazione della televisione, come i nostri anziani che passano la maggior parte del loro tempo davanti alla televisione, diventava un rituale veramente molto angosciante, Assolutamente. durante il quale spesso si davano anche informazioni contraddittorie. Abbiamo visto tutto questa bagarre sulle mascherine, per esempio su come affrontare la protezione, che cosa fare, messaggi anche dalla stessa OMS contraddittori. L'OMS non è stata brillantissima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'uso delle mascherine, quindi anche oggi c'era un articolo che commentava in modo abbastanza critico questa condotta. Quindi ansia, paura, rabbia per il dover essere chiusi a casa, imprigionati tra le proprie mura domestiche, alle quali forse molto poco della popolazione generale era abituata, e quindi si è trovata ad affrontare questa costrizione, questi arresti domiciliari in qualche modo per fronteggiare meglio la protezione. La situazione. Esatto. La interrompo un attimo, professor Trabucchi. Io appunto ho colto il termine poi appunto dell'abituarsi a, però effettivamente le persone si abituano anche a una situazione di emergenza, non tutti, altri somatizzano un profondo disagio, un'ansia particolare. Negli anziani, arrivati a questo punto, perché poi proseguiremo appunto nel racconto e nell'evolversi delle situazioni, che cosa è successo? Che meccanismi sono scattati a seconda che l'anziano sia stato solo, inserito in un contesto di famiglia o addirittura nella casa di riposo? L'anziano ha reagito in un primo tempo abbastanza bene all'isolamento, alla chiusura in casa, perché si è sentito partecipe, almeno a mio giudizio, di un'impresa comune. Ha capito che c'era tutto il paese volto a questo scopo, a difendersi dalla malattia, e si sentiva anche lui rappresentante, un piccolo rappresentante di questo grande gruppo di persone che si sacrificavano e combattevano per questo, anche a costo di sacrifici. Vedo la cosa invece molto più preoccupante per il futuro, perché questo scopo, questo muoversi insieme, questo essere parte di un gruppo cederà se noi costringeremo gli anziani a stare in casa mentre tutti gli altri usciranno.
e quindi prevedo che dal punto di vista proprio del rapporto solitudine, paura, timori, la cosa è destinata a peggiorare se, come qualcheduno, e mi auguro che ciò non avvenga, proporrà che gli anziani debbano rimanere a casa più a lungo degli altri gruppi di età. Ecco, professore, perché si è sì, scusi, continui, dopo le chiedo. No, mi dica. No, lei ha parlato di questa differenza di gruppi, però si è parlato effettivamente, perché i 60 anni? Perché questo limite di età? Da dove è venuto fuori? 60 anni non ha nessun senso, non ha nessun senso, perché come lei sa, per esempio la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, di cui io sono stato presidente, ha parlato di 75 anni, che è il limite per l'ingresso nella età anziana, per cui sono proprio dati messi lì senza nessun senso di responsabilità e inducono paura, inducono timore, inducono incertezze. Io proprio provo il disgusto per questi pseudotecnici che capiscono pochissimo della realtà umana e delle sofferenze del prossimo e vanno in televisione a dire qualsiasi tipo di sciocchezza. Ma lasciamo stare, parliamo del dolore della persona anziana che non ha chiaro il proprio futuro. Io penso, ho cercato di mettermi nella testa delle persone anziane in questo momento, quando prima vedevano che uscivano persone dalle porte della casa vicino a loro, persone che poi non tornavano più, non sapevano più notizie e alla fine arrivava soltanto la notizia durissima e drammatica che quella persona era morta, poi non la si vedeva più, non si poteva fare il funerale. Quella tristissima processione notturna delle auto, dei camion militari che andavano verso un luogo che non si sapeva, era in attesa, era notte. Pensiamo per esempio alla possibilità che questi trasporti potessero essere fatti di giorno, sarebbe stato molto più... E se poi si diceva, sì, questi vanno da Bergamo, stanno andando a Piacenza o stanno andando a Rimini, stanno andando a Bologna, ma non verso un futuro che era solo fatto di fantasmi, di timori, di paure. Ecco, questo problema della morte davanti, della morte non controllabile, della morte non gestibile, della morte in solitudine, della morte senza una carezza, è una delle tematiche che hanno fatto più paura agli anziani in questi tempi. Ecco, in morte in solitudine, adesso qua mi ricollego col professor De Leo, poi torniamo su questo tema, professor Trabucchi. Professor De Leo, solitudine, c'è stato l'isolamento di moltissime persone, isolamento familiare, domestico, in casa comunque, isolamento di persone che sono anche in famiglia stessa, perché sono create moltissime situazioni strane, isolamento di tantissimi anziani, perché per evitare di essere contagiati sono stati necessariamente, e tuttora lo sono, insomma, isolati, perché altrimenti sono più sensibili e rischiano molto di più. Cosa provoca un isolamento improvviso, motivato per carità, però senza i supporti, perché si è pensato alla salute fisica ma non a quella mentale delle persone? Io credo a reazioni comunque diverse da individuo a individuo, da contesto a contesto. Certo, un isolamento, diciamo, intradomestico, condiviso con altre persone ma in un modo separato, cioè si è nella stessa abitazione ma si viene isolati in una stanza con magari un bagno a parte, se va bene. Quindi un distanziamento all'interno del proprio nucleo familiare abituale che si fa fatica a digerire. E in effetti io credo che molte persone abbiano dapprima risposto con incredulità e anche con una certa superficialità. Incredulità perché non si era riusciti all'inizio a dare un peso specifico alle entità del morbo. Poi con una sensazione o convinzione che le misure fossero eccessive, e quindi a me sono giunte notizie, informazioni su molte famiglie in cui le persone si rifiutavano di indossare la mascherina a casa, di mettere i guanti. Abbiamo sentito le voci di molti anziani che esprimevano il desiderio di non essere spostati se si fossero ammalati.
perché appunto la consuetudine televisiva li ha spinti ad accogliere molte informazioni sul destino delle persone e soprattutto sul terrore di finire in un ospedale dal quale non si sarebbe più usciti vivi nella maggior parte dei casi, si pensava, e quindi l'isolamento si sarebbe poi tramutato in una totale mancanza di contatto, e quando anche andava bene questo contatto sarebbe stato solo vicariato dall'uso di un tablet che magari non si era mai maneggiato in precedenza e che forse confondeva ancora di più questi anziani. Comunque l'idea di essere lasciati stare, di non portarmi via, io sto benissimo, anche se avevano sintomi evidenti che volevano mascherare, voglio stare a casa, voglio morire a casa se devo proprio morire. Queste sono storie che abbiamo raccolto varie volte con il professor Trabucchi, ne abbiamo anche scritto molto recentemente per queste cose, quindi storie di anziani con il rosario in mano a pregare, storie di anziani anche molto agitati che richiedevano l'intervento del medico di base per una sedazione o l'intervento del SUEM, dei servizi di emergenza, insomma una serie di reazioni che sicuramente sono state tutte sottese da un aumento dell'inquietudine e dell'ansia e della paura di essere un peso, di contagiare, di essere contagiati, di fare qualcosa di non gradito, in un clima di irritabilità crescente all'interno della famiglia. Certo, ecco, questo è un altro aspetto che ha fatto bene a sottolineare. Professor Trabucchi, irritabilità, tensione, adesso peraltro siccome siamo ancora in mezzo a questa situazione con delle prospettive, c'è una data, speriamo, però comunque le restrizioni ci sono, l'irritabilità cresce, le persone diventano molto suscettibili e l'altro aspetto è l'isolamento. Lei più volte quando è intervenuto anche da noi ha detto che l'importante, lei parlava di carezza, cioè il contatto anche fisico che per la persona anziana evita a volte la degenerazione in forme di demenza, chiamiamola così tra virgolette, senile. In queste situazioni qui il contatto fisico viene proprio negato in assoluto per lungo tempo e anche l'irritabilità, l'intolleranza a volte viene percepita nei loro confronti. Che cosa può provocare questo? Le do un là. Certo, la solitudine in tutte le sue forme, l'ha detto bene il professor De Leo prima, sia quella in qualche modo così a livello di prigione come quella che stiamo vivendo adesso, che le altre forme purtroppo indotte dal vivere sociale, è dà sempre origine a disordini della salute, a sofferenza psichica, a malattie sia della sfera per esempio cardiovascolare che anche il problema della demenza. Da più parti si è dimostrato che la perdita di stimoli psicofisici indotta dalla solitudine può rischiare, se prolungata nel tempo, di indurre un aumento anche del 25-30% dei casi di demenza. È tanto, sono 25, tutte cose che dobbiamo tenere presenti quando si parla dell'anziano, dei rischi, perché bisogna anche fare un rapporto costo-beneficio. Se noi oggi prolunghiamo la solitudine dell'anziano nella sua casa, anche la solitudine della coppia, abbiamo certo la possibilità che lo difendiamo meglio dal rischio di una Covid, però il rischio forte è che la solitudine e le sue conseguenze, proprio anche a livello somatico, pesino di più. E quindi è una decisione difficile, va detto, noi spesso ce la prendiamo con le autorità che devono decidere, ma io non vorrei essere in quella condizione, perché mettere su un piatto della bilancia da una parte la libertà positiva della persona anziana e quindi quello che lo fa crescere, che lo fa vivere bene, che evita le malattie indotte dalla solitudine, l'altro il rischio del Covid. Come troviamo un bilanciamento?
Ecco, Assolutamente. è davvero un interrogativo non facile per chi deve decidere, e se dovessi io consigliare a degli anziani che si rivolgono a me per un consiglio, sarebbe il caso di guardare il caso per caso, come diceva prima il professor De Leo. In alcuni casi davvero la libertà è qualche cosa che non si può perdere, perché la struttura della personalità è nata libera e resta libera anche a 85 anni. In alcuni altri casi in cui c'è una maggiore predisposizione ad accettare la realtà della vita, le sue difficoltà, allora evidentemente preferirei suggerire la reclusione, la quarantena. Sì, è legato molto al carattere della persona. Il problema è che se, appunto, come lei diceva, il virus oppure forme degenerative, ci sono moltissimi anziani che prima camminavano, si spostavano e che adesso non riescono più a farlo perché sono stati immobilizzati. Poi non è che a casa fanno gli esercizi davanti al computer o davanti alla televisione, stanno fermi. E di conseguenza questi anziani poi andranno in carico a che cosa? A se stessi o alla famiglia, non certo all'ambito sociale, a meno che non abbiano sostanze economiche per potersi permettere strutture che non ci sono. Viceversa, nell'ambito del Covid va in capo alla struttura sanitaria ospedaliera, per cui c'è un costo emergente ben noto, e questo è una cosa di non poco conto come significatività del problema. Per cui Sì, diventa di minor peso perché ha un costo minore, cioè dopo si arrangia, degenera, diventa non autosufficiente, certo. vabbè, si arrangerà la famiglia, se avrà soldi pagarsi una badante, se no, giusto? Certo, il problema della separatezza della persona anziana a casa rispetto al sistema l'ha detto prima De Leo, importantissimo, gravissimo. Abbiamo purtroppo molti medici di famiglia che non ce la fanno a stare dietro a tutti i loro pazienti. Fino a poco tempo fa, in molte situazioni ancora oggi, non hanno gli strumenti di protezione per andare a casa del paziente, e quindi questo è ancora più solo, è solo magari con un coniuge che ha una paura terribile di vederselo fuggire verso un ospedale. Sono situazioni con dei vicini che magari hanno paura, giustamente paura. Certo. Il sistema deve essere radicalmente riorganizzato, il sistema delle cure a casa deve essere cambiato completamente. Dobbiamo dare più spazio e più ruolo ai medici di famiglia, e quindi aumentarne il numero, aumentarne le protezioni nel caso specifico, perché come fa un medico oggi a entrare in una casa dove non sa cosa incontra, magari con la semplice mascherina o con un paio di guanti? Deve essere attrezzato per avere tutta la protezione completa, dalle maschere ai guanti e a un camice adatto che poi deve cambiare subito dopo, tutte queste cose. Quindi deve essere, se vogliamo davvero che il futuro dell'anziano a casa sia un qualche cosa di realistico e non soltanto un discorso fatuo come si fanno normalmente di questi tempi, dobbiamo cambiare radicalmente l'organizzazione. Dietro le spalle del medico di famiglia poi deve esserci un'organizzazione, deve essere qualcuno che lo supporta. Il discorso dell'assistenza domiciliare ha senso se è vera assistenza domiciliare. Certo. In questi casi non basta che l'infermiere vada a casa delle persone 3 o 2 volte alla settimana. Occorre completamente un sistema di protezione, di presa in carico, come si dice, che vuol dire occuparsene realmente ed occuparsi di come vanno a finire le situazioni. Chiarissimo. Io interrompo un attimo entrambi, restate qui con noi. Pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme, riprendiamo la parola col professor De Leo e poi naturalmente il professor Trabucchi, che si intervalleranno per approfondire questo tema. Tra poco.